Seconda forza del campionato contro l'ultima in classifica Dragonesse contro Farfalle, Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta, un T-Work Busto Arsizio al Palavignola con una buona cornice di pubblico 3-0 il risultato finale con i parziali dei 3 set 17-25, 9-25 e 13-25, un'ottima prestazione che ha rispettato tutte le aspettative del caso, quella di Stefano Lavarini in una settimana comunque molto impegnativa, infatti in trasferta in treno a Caserta e con la Coppa CEV sempre più vicina. Un occhio quindi al campionato e un altro anche all'Europa, con qualche cambiamento ovviamente anche nel sestetto titolare, che ha visto una bravissima Hayley Washington tra le migliori sul Taraflex, qualche volto nuovo anche per la Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta di coach Guido Malcanci, che getta subito nella mischia le giovanissime Sara Michel e Valeria Chianese, che comunque hanno ben interpretato la gara, insieme anche all'ultima arrivata Domiziana Mazzoni. Molto bene anche l'americana Deja Harris, che ha acquistato sempre più sinergia con le compagne ed anche in un buon stato di forma. A bordo campo invece Greta Cicolari ancora infortunata. Primo set punto a punto nel suo inizio con un errore di Bonifacio, che prosegue la striscia della Volalto portandosi sul 2 pari. Il muro misciocchianese poi porta persino in vantaggio le volaltine, con Caserta che va sul time out invece con un po' di gap, infatti sull'8-5 per Busto. Lavarini poi è bravissimo nel trovare 2 punti importanti con 2 video check a chiamata, aumentando così il gap sul 14-9. Bene ancora Deja Harris per la Volalto, con Busto che però prende il largo, scaldando il braccio di Alessia Gennari, che non delude le aspettative. 25-17 il primo set, con la vittoria quindi di Busto. Non c'è storia invece nel secondo set, con Airbots che indovina persino 3 ace consecutivi, cristallizzando il risultato sul 6-1. L'errore di Washington dà comunque strada alla Volalto, che riesce a conquistare il suo quinto punto 5-9. Ancora però l'ace di Gennari, veramente imprendibile, mette comunque la gara sul binario giusto per la squadra di coach Lavarini. La stessa Busto poi prenderà il largo ancora con la stessa Washington, e Michel invece, che con tantissimo cuore e orgoglio chiuderà il parziale ancora per Busto 25-9. Meglio il terzo set per la Volalto, con l'attacco di Ameri davvero in ogni posizione del Taraflex. È una grande intesa che cresce tra Ludovica Dalia e Deja Harris. C'è però qualche problema di ricezione per la Volalto, e Luiba che prende sempre più il largo, con Francesca Piccinini che troverà anche un po' di minutaggio e qualche punto nel finale di match. L'ace di Washington poi metterà il terzo parziale sul giusto binario per Busto, che ha fretta di chiudere subito set e match, e infatti ci penserà l'ultimo servizio out di Mastroianni a chiudere la contesa sul 25-13. Un'ottima cornice di pubblico al Palavignola, tanti applausi per entrambe le squadre. Comunque la festa del Palavignola con i tifosi di Busto che sono giunti a Caserta insieme alle proprie ragazze.